Bene, buongiorno a tutti quanti. Dopo una lunga pausa estiva si riprende alla grande con l'attività di ginnastica dolce, con un po' di brio però sempre, nel caso mio, e si riprende, però fatemi un bel sorriso, grazie, e vai, partiamo con il riscaldamento. Se avete sentito prima bene questa musichetta, non andrà avanti tutta l'ora così comunque. Venite avanti dalla sedia. Come state? A posto? Fate le ferie e tutto? Io invece no. Prendiamo, respiriamo. E giù. Vai, inspiro. Espiro, sentite che bella arietta, vai, inspiro a pieni polmoni e giù, vai con le spalle, lento, e si riprende dopo un pezzettino, quindi andiamo tranquilli, via, 8 e magari un sorriso, 7, 6, 5, 4, vai, 3, 2 e 1, vai, inspiro e giù, ancora, secondo inspiro, espiro e giù, l'ultimo, inspiro e giù, spalle al contrario, quindi da dietro avanti vai, 8, 7, lento ma bello grande, 6, 5, respirate, 4, 3, 2, 1 e sciogli bene le braccia, gambe sempre tese, gambe tese, vai, gambe tese, fermi, fermi, 8, 7, mollatele le braccia, mollatele, 6, 5, 4, 3, 2, 1, insieme alle gambe, piego e stendo, vai, 8, 7, 6, respirare, 5, 4, 3, state su con la schiena, no? Così, su, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, mani dietro la nuca. Sempre gambe bene divaricate, non la testa lì, vai, inspiro, espiro, di nuovo, inspiro, espiro, giù, terzo respiro, vai, inspiro, e giù, torno, tutte le braccia, tutte e due le braccia, vai, 8, 7, 6, ferme le gambe, 5, 4, 3, mamma che seri, 2, 1, stop, vai, fra un po' vi divertite, state attenti, 7, 6, 5, ricomincia, 4, 3, 2 e 1 e stop, vai con la testa, lento senza schiacciare troppo dietro, vai, 8, 7, non mi schiacciate, attenzione, non fatemi questo, allungatela, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop.
stop, inclino, 8, 7, ferme le spalle, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torno al centro e ruoto destra e sinistra. Vai, inspiro, espiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimango su un fianco e faccio tutto un mezzo giro da una parte e dall'altra. Vai bene giù, 8, 7, devo sempre tornare su, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ultimo per la cervicale, allungo il collo e schiaccio, proprio lo devo schiacciare per indietro, quindi non questo e torno, e questo e schiaccio dietro. Vai, 8, 7, senza andare in avanti col busto, 6, 5, 4, 3, come se fossi in una rotaia, 2, 1 e anche lo 0 e torno, sciogliamo, sciogli bene. Adesso non ci attacchiamo alle sedie ancora, però ci mettiamo con le mani, facciamo un po' di allungamenti gambe, però se vi sentite un po', allora vi appiccicate alla sedia, altrimenti senza l'appiccico e si va a piegare. Attenzione che sono i piegamenti delle ginocchia, quindi non dove Seo, questo è mio, sì. Non è questo, lo facciamo dopo, ma è questo. Chi non ha nessun problema eccetera può andare un pochino più giù, altrimenti basta anche poco, ma è il lavoro di ginocchio. Vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, vai, 8, 7, 6, state su con il busto, 5, non guardate per terra, 4, 3, 2, con le braccia giù le spalle e vai, 1, 2, 3, ferma il busto, il bacino, 4, 5, 6, 7, ma siete bravi, allora anche questo. Vediamo un poco, 1, 2, 3, 4, 5, dai, 6, 7, attenzione, 1, 2, giù le spalle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sciogliendo le spalle e le braccia, continuiamo ad ondolare con le ginocchia, 8, 7, piccoli, basta, 6, piccoli, 5, 4, 3, 2, 1 e adesso vai, l'ultimo, se ce la fate mollate e allungate bene, fianco e gamba, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e adesso dai, e 1, 2, bravi, sì, senza pensare vi viene, 4, 5, respirare, 6, 7, 8, però facciamoci un applauso perché non è mica tanto semplice, non ci avete pensato, istintivamente vi è venuto. Adesso mi sono già stufata io con questa musica qua, vero? Adesso voi dovete però poi mi dovete stare dietro. No. Allora, intanto
Intanto marciate. No, dai, piccole marcette senza esagerare, ma marciate. Tasi, basta. Adesso sentite sta roba. Oh, meglio. Sentite? Vero che è meglio questa cosa? Piccolini, ma veloci, piccoli, non serve tanto. Chi vuole anche personalizzare la cosa, andate, dai, hop, lei, brava, sì, facciamo con le mani di Lisa, vai. E poi dall'altra parte chi vuole. Ocio, sei in primo piano. Mulinello, vai 4 passetti avanti, piccoli dietro, piccoli perché siete indietro, vai avanti e indietro con le braccia anche indietro, vai avanti e indietro, ultima volta e indietro e sciogli bene le spalle. Allora, non serve che li facciate con se no morite. Piccoli, ma sempre comunque in movimento. Guardatemi me. Sempre piccolino. Yes. Sempre con la gamba destra. Vado? Respirate. Adesso che non c'è la musica. E mi tocca rifare, ragazzi. Respirare. E adesso ne subite le conseguenze. Andiamo con destra e sinistra, quello di prima, quindi piccolo, piccolino, solo destra. Vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, respiro, respirare, respiro, dai, nessuno si è lamentato, vai con la sinistra, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, respiro, giù, respiro e giù. E tutte le mani, tutte le dita. E però tutto il giro della spalla. Vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, respiro. Come va? Ci siamo svegliati? Respirare. Ragazzi, fa solo che bene, dai, respiro. Adesso è bello, sentite questa. Allora, lavoro del bacino.
No, anzi, stiamo con le gambe tese. Spingo, non esageratamente. Vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piego, le mani le metto qua e adesso solo anche 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutto il giro. 7, 6, 5, 4, torno indietro, 3, 2, 1, sciogli, come state? Su, ultimo, poi ci possiamo sedere per un attimo, respira, respiro e giù, respiro, adesso spalla, spalla, quindi gamba che si piega e la spalla. Vai, 1, 2, grande, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop, braccio, braccio e insieme ruoto poco il busto. Via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e sciogliamo. Vi potete sedere. Come va? Un bicchiere di acqua, magari nessuno che si è portato l'acqua. Ascoltatemi me, ragazzi. Sciogli. Possiamo sederci. Aspetta. Wow. Sciogliamo bene le gambine. Sciogli, sciogli le gambe. Metti e leva, metti e leva. Ok, adesso ci sediamo bene. Gamba destra. Bene su. Ci appoggiamo, le mani sono lì e gli facciamo fare tutto un giro al piede e solo il piede, quindi la caviglia per fuori. Vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torno dall'altra parte dentro, 8, 7, ferma il resto della gamba, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siete stanchi? No. Stendo il piede, fletto piede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sciogli bene la gamba. Sciogli bene, cambio. Attenzione però, Tasi, cercate di mantenere la gamba bella dritta se ce la fate e di non inarcarmi la schiena. Io qualcuno l'ho visto un po' così, senza guardare dietro, se vede, quindi non sono così, ma cerco di spingerla indietro e tenerla il più possibile. Fate finta di avere lo schienale fino in fondo e tenerla bene. La gamba è tesa, ok? Le mani sono qui, dopo lo facciamo con le braccia indietro, che così tenete le spalle aperte. Adesso là, adesso lì, 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 lì. Vado tutto il giro per fuori, gamba tesa, quindi non è questo. E su. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, torno indietro, 8, 7, ferma la gamba, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fletto e stendo, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e sciogliamo. Sciogliamo bene. Adesso mettiamo le braccia proprio dietro e ce le aggrappiamo da qualche parte. Non state così, tenetele più giù possibile, così avete le spalle anche giù e non su. Da qua tutte e due le gambine, quindi non sono lì, sono lì, gli facciamo fare tutto il giro. 8, fatelo bene, deve lavorare proprio la caviglia. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ginocchia tese, torno. 8, 7, 6, 5, 4, ruotatele meglio. 2, 1, stop, fletto e stendo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non è finita. Rimanete lì, attenzione non dietro, là. E tararara, vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ma nessuno mi dice niente, io vado avanti ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, crampino, 2, 1, stop. Oh. Guardate, Fernanda è arrivata. Fernanda è arrivata. Sciogli. Sì, dormo. No, per fortuna dormo bene nonostante il tutto. Allora, adesso, perché già io mi sono stufata di fare le cose così, facciamole con ritmo, quindi ci stacchiamoci dai, non so se siamo troppo lì, stacchiamoci la schiena dritta. 8, fermi là, non è questo, ma è in fuori. Vai, la musichina. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, attenzione, ci metto stessa spalla della gamba che esce. Vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, che bravi, dai, facciamo il saggio. 8, 7, 6, 5, di chissà che anno. 5, 4, 3, 2, 1, up, stop. Sciogliamo. Stacchiamoci un po' di più. Le mani qua sopra. Chiudo, apro. Vai, sempre con la musica. Via. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Qua stanno lavorando anche gli addominali. Vai ancora. 8, 7, 6, 4, 3, 2, ancora. E siamo stati troppo fermi, ragazzi. Bisogna andare. 5, 4, 3, 2, 1. Basta. Sciogliamo. Vi siete riposati però, dai. Vi siete riposati? Io no. Io però sono schizzata da fine maggio. Sciogliamo bene. Adesso ci sediamo bene. Braccio destro, gamba sinistra. Attenzione. Prova, state giù. Giù con le spalle, giù con le braccia, giù con tutto. Non questo, ma su. Anche se io non tocco, non importa, ma devo stare su, altrimenti mi si chiude, non riesco neanche a respirare, ok? Chiedo, allora facciamo 2 volte 8,
ci rilassiamo, sempre lo stesso, altre 2 volte 8, ok? Quindi spezziamo le 4 volte in 2 e 2, sì? Poi ci rilassiamo bene e l'altro. Attenzione perché il pugno, il braccio, la mano non è così, è proprio bello pugno e forte il bicipite, ok? Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secondo! 1, 2, inspiro, espiro, 4, 5, 6, 7, 8 e sciogliamo, mollate un attimo la gamba, la spalla, il braccio, sempre lo stesso, vai altre 2 volte 8, pronti? Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secondo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e sciolgo. Per sciogliere meglio, siccome sento un po' di fastidio, mi stacco e la gamba che ha lavorato si mette un po' indietro, quindi da qua ci spostiamo e allunghiamo questo muscolo, ok? Fin dove riuscite non c'è problema. Mollatelo un attimino, lo sciogliete, tenetelo morbido, però non rilassatelo e rilassa bene. E piano torno, mi riappoggio per bene, cambio destro sinistro, via, no, questo là, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non serve che andate chissà dove, ancora 1, anche lì va bene, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop, perché dopo facciamo quello un po' più intenso, sciogliamo bene, sempre stesso, forte, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, respirare, non state in apnea, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sciolgo, mi stacco, mi posiziono un po' in parte alla sedia e allungo, molla e sciogli bene. Vi si stanno muovendo i muscoletti? Sì o no? Come no? Allora bisogna lavorare di più. Vediamo. Sono scioltissimi. Molto bene. E adesso muscolini, quindi nostra roba là, ok? Op, op, occhio, prova. Non è che se io faccio questo mi va bene lo stesso, basta che alzo e faccio una piccola torsione, ok? Però forti le braccia e le gambe. Pronti? Mezza, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terzi. 1, 2, 3. Chi ce la fa anche il quarto? 1, 2, 3 senza crollare. 5, 6, 7. Molto bene. Adesso posso andare giù, andate giù, respirare, sciogliete bene la schiena bella morbida, testa morbida. Chi non ce la fa venire su da solo si appoggia con le mani alle ginocchia, lentamente rulla su. L'ultima è la schiena, la testa che viene su. Occhio, vado verso destra, quindi non faccio da specchio. In che maniera? Devo fare una torsione, ma insieme alla torsione ci deve essere anche l'apertura delle braccia, delle spalle e torno, ok? Facciamo 8 da una parte, 8 dall'altra,
8, da 1, 8, attenzione perché deve essere tutto controllato, intanto giù le spalle, quando appoggio bene, mi appoggio, non devo andare troppo indietro, stacco solo la schiena, basta, quindi sto in appoggio, non lì, là, bello, fermo, gambe abbastanza parallele, i pugni sono forti, le braccia sono, i gomiti sono su, le spalle sono giù. Da questa posizione, quando io faccio la torsione, non devo, io esagero, non devo alzarmi, devo solo ruotare senza andare a fare tutto controllato, torno, tutto controllato, ok? Quindi senza sbattere il braccio esterno. Pronti? 8, vai, 1, 2, 3, 4, sì, 5, sì, 6, 7, facciamo anche il secondo 8, vai, 1, 2, 3 e buttate fuori l'aria, inspiro, vai, 7, 8 e sciogli bene, mollare, mollare, sciogliete, sciogliete, se sentite aria mettetevi qualcosa, io sto chiudendo, aprendo il mio coso qua, pronti? 2 volte 8, sinistra, 8, inspiro, ok, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secondo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e sciogliamo, andate giù, sciogliete, sciogliete bene. Scioglietevi come vi sentite meglio, ok? Chi più giù, chi... L'importante è che si sciolgano bene le spalle, la schiena e la testa. Lentamente venite su. Adesso gamba destra e braccio sinistro. Cosa fanno? No, ancora più difficile. Visto che siete stati tranquilli anche con la mente, adesso vi faccio lavorare. Gamba destra, braccio sinistro, fanno questo, ma quest'altro braccio fa così. Però sta qua, dormo, giuro che dormo. Allora, però lo facciamo da una parte sola, quindi calma, facciamo questo, vabbè, 8, così, quindi tutto però all'ennesima potenza, quindi no perché oddio cosa devo fare, quindi rimane sì, con l'occhio sto facendo una roba strana, no, sicuri, quindi se ci avete anche il fischio fischiate, va bene, lo stesso, ok? 8 così, stendo e piego, appoggio le mani là bene, ok? Vado 8 volte, pronti? Sì, sì, vado, vai, 1, 2, 3 e siete bravi, 5, ok, 7, ancora il secondo allora, vai Domenico, 2, 3, bravi, 5, 6, 7, yes, applauso, grazie, fatevelo, fatevelo, così le manine si lavorano anche quelle, pronti, vai Lina, pronti, via, 2 volte 8, no al contrario, da che altra parte, certo, allora, gamba sinistra, braccio destro che va qua e l'altro di là, ok? Sì. Gamba sinistra, braccio destro, sì, sì. Ma guarda, senza pensare, voi vicini, cioè, ma ti non guardarmi, guarda avanti. Vado, vi incasino ancora di più. Vado, via. 1, 2, 3, senti la musica. 5, 6, 7, ancora. 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6,
7, 8. No, al contrario, adesso facciamo 1 e 1. Guarda, ecco, pronti? 1 e 1. Vai, pronti? Alterno. Quello che volete. Partiamo gamba destra e sinistra. Pronti? Se fate confusione, fate questo. Chi vuole fa questo. Chi vuole fa questo. Dai, pronti? Mezza. Vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secondi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dai, ma siete anche... Non avete fiducia in voi stessi, non avete fiducia, l'avete fatto. C'era qualcuno che ogni tanto si perdeva, ma poi riprendeva, quindi... Respira. Che ore sono? Ma che ore? Oh, rimandati a settembre comunque, non avete studiato tanto? Beh, è iniziato appena però, vai, inspiro e giù, inspiro e giù. Pesto. Vai! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Respirare. E giù. Appoggiatevi pure, appoggiatevi. E tutte le mani, tutte le dita. Resta là. Attenzione, non è tutto il braccio, è solo il polso, quindi ascoltate, solo polso. Via, giusto, 8, 7, 6, giù con le spalle però, 4, 3, 2, 1, torno indietro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e sciogliamo, mollate. Sciogli. Sciogliamo. Poi facciamo un bel po' di relax. Ultimo, ci stacchiamo un attimino perché viene meglio. Andiamo a ruotare, fare come una caramella. Un braccio è da quella parte, uno è aperto, l'altro è chiuso e poi si torna al contrario. Quindi questo e questo. Vai. 1, 2, 3, compresa la spalla, 4, 5, 6, 7, 8. Sciogliamo, mollate, sciogliete bene anche la testa. Sciogli. Sempre spalle e braccia. Sempre lì. Le mani sono rilassate, andiamo a chiudere e aprire. Attenzione però, non usate la schiena, ok? Quindi la parte alta, senza fare sta cosa qua. Quindi ferma la schiena, quindi addominali fermi e si va a ruotare bene e aprire. Soprattutto quando aprite vi viene da inarcare la schiena, non me lo dovete fare, non me lo si deve fare. Pronti, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
e 8, bravissimi, sciogliamo, 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 state pure sciolti là. Adesso andiamo a rilassare. Oh, che bello, era ora, sì, quella di prima che ha sonno, e beh, è riposante. Tacca, sì. Adesso facciamo danza. State seduti come vi pare. Se volete chiudere gli occhi, eccetera. Un po' di respirazione rilassata, quindi ognuno deve avere il proprio, ma però non dovete essere lì in attenzione. Tutto il resto non conta, ok? Ascolto bene la musica, che è bellissima questa, e inspiro ed espiro, proprio sentendo l'inspirazione e l'espirazione. Ognuno ha il proprio ritmo. Vai, un po' di secondi. Cercate che tutto il ciclo, ispirazione e espirazione, non abbia degli intoppi, quindi non la bloccate. Inspiro ed espiro sempre continuamente, ok? Quindi senza bloccare. Ok, adesso giù le braccia, state pure rilassate come volete, giù braccia, allungo il braccio destro, lo porto su in alto, non qua che non lo vedo, ma qua, con l'altra mano, non qua ma l'avambraccio, io lo devo vedere, rimanete completamente rilassati con la schiena, inspiro, e lentamente cerco di allungare il braccio verso l'opposto, la parte opposta, senza esagerare, dovete solo sentire che si allunga, non tira. E rimaniamo qua. La testa naturalmente segue l'inclinazione del braccio. Cercate di respirare normalmente. Prima di venire su, inspiro ed espiro, butto giù. Rimanete pure rilassati. Vai con l'altro braccio su. Prendo. Mi preparo, inspiro ed espiro, allungo. Inclinate la testa quel tanto che basta, senza schiacciarla, e rimango là. Cercate di respirare normalmente, non state in apnea, e allungate. Prima di venire su, inspiro ed espiro, butto giù. Allungo e butto giù l'aria. Rimango così. Adesso lì sono rilassata, mi appoggio bene, cerco di allungare come se dovessi prendere qualcosa ma non riesco, quindi l'allungo sempre un pochino di più, non mi stacco, allungo, quindi spalle, braccia sono tutte in allungamento e rimango là. Quindi se lo fate giusto si sente proprio l'allungamento che parte dal collo e va fino alle dita, e rimango.
Cercate di respirare però, cercate di allungare, non chiudere le spalle, non questo, giù giù le spalle, allungatele. E lentamente mollo e rilasso e sciogli bene. Adesso ci dobbiamo staccare. Gamba destra, che non è questa, ma è questa, quindi cerco di allungarla tutta, ok? Mi aggrappo da qualche parte però senza fare questo, oppure se ce la faccio anche senza. L'esercizio è questo. Se fermi là, se riesco senza fare questo, oppure così, come riuscite meglio. Se riesco tocco lì, altrimenti mi aggancio dove riesco e rimango. Fiappi giù, dai. Allo stinco, qua. Dai, lo stinco. Pronti? Dove riesco? L'importante è che sentiate che tira bene qua. Se si allunga vuol dire che state facendo l'esercizio giusto. Molto bene, vai. Rimango lì però. Cercate di respirare, non state in apnea. Non tirate la testa su assolutamente, se no vi picchio. Lunga la testa e rimango là. Lentamente mollo la mano, lentamente mi appoggio, lentamente rullo su e sciogli. Cambio. O qui, o qui, o qua, l'importante è non mi tirate sulla spalla. Pronti? Inspiro ed espiro, vado dove riesco, non tiratemi sulla testa, allungatela e rimango là. Cercate di tenere il ginocchio più lungo possibile, la gamba più tesa possibile e lunga la testa. Respirare. Lentamente mollo la mano, lentamente rullo su e sciogli bene. Sciogli. Lentamente vengo su, fatelo lento e sciogliamo. Siamo mai andati dietro la schienale della sedia? Andiamo adesso. Ok, sempre per la gambina, poi ultimo, anzi mi giro di qua. Bell'allungamento totale. Occhio, no qua. Qua, ok? Se ce la faccio tiro fino che va giù il tallone, se non mi fa male, altrimenti oppure un pochino più indietro, un po' in modo da sentire l'allungamento, non che tiri che faccia male, ok? L'altra gamba è piegata con il ginocchio che non supera la punta del piede, ok? Quindi gamba destra, braccio sinistro che si allunga, tutto una stessa linea, quindi in obliquo, e rimango lì. Non tirate sulla spalla, allungatela, allungate il braccio verso l'obliquo e rimango. Cercate di respirare. Lentamente appoggio il braccio, lentamente vengo su e sciogli. Sciogliete bene. Stessa cosa con la gamba sinistra.
Pronti? Attenzione che la gamba, che il piede che è dietro non è così, ma cercate di tenerlo il più possibile dritto, esatto, in parallelo, ok? Quindi gamba sinistra, mi sistemo, non vado giù lì, piego e braccio destro e vado in allungo, anche la testa, rimango là, dentro la pancia, non mi guardate o se no fate così con la testa, non va bene, rimango. Anche le dita sono lunghe, la mano è lunga, no così, così. Giù la spalla, lentamente appoggio il braccio, lentamente vengo su e sciogliamo, molliamo anche le ginocchia, le gambe, sciogli, ok, divarichiamo bene le gambe, sciogli bene, sciogli, inspiro, espiro, inspiro, rimango lì. Adesso da questa posizione, veramente sì, adesso qui dovete allungare, andare proprio anche vicino alle orecchie e spingere su la parte dei palmi delle mani. Rimango lì, allungate. Respirate però, non state in apnea. Piano srotolo le mani e giù, andate giù. Lentamente vengo su, vado, inspiro, chiudo, inspiro, guardando in alto, le mani sono giunte e giù. E se finì. Abbiamo finito, ci vediamo la prossima settimana.